E colgo l'occasione per dare il benvenuto in studio a Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. Facciamo il punto, partirei chiedendole un commento suo personale, insomma, sulla riconferma dell'uscente Federica. Ma innanzitutto chi vince, bravo, congratulazioni, chi perde dispiace, ma d'altronde è una gara, no? Io la vedo nel mondo sportivo, è una gara, c'è chi arriva prima, c'è chi arriva secondo, purtroppo il secondo non ha valore in questo momento, però insomma ha messo, come qualsiasi candidato hanno messo la propria faccia ed è difficile scrivere un nome, però quello che dispiace, ma questo è un mio parere, quello che dispiace è l'affluenza che c'è stata, insomma molto il poco senso civico che tutti quanti abbiamo, ma era da aspettarsi una situazione del genere perché la gente, diciamocelo pure, è stufa della politica. Chi è passato prima di me ha detto che ci sono soldi che dovevano essere dati, io sono dell'idea che i soldi vanno dati veramente a chi ne ha bisogno e non a tutti. Cioè, io la vedo con un occhio purtroppo diverso, non politico, ma politico-sindacale. Entro nel mio campo dicendo che quando vedo che le persone che arrivano con soldi e sbarcano da barconi e arrivano con soldi, arrivano con cellulari da 2000 euro, se a questi va dato un reddito di cittadinanza un po' mi pare una cosa che dia fastidio anche al nostro cittadino che magari non mangia, non beve oppure diventa moroso perché non riesce a pagare la luce perché è stato a 50 anni è stato licenziato, perché l'azienda ha chiuso, perché non ce la faceva più, perché l'azienda di conseguenza non aveva liquidità per poter pagare. Quindi su quello è un discorso molto delicato che non mi riguarda, ma è a titolo personale, insomma quando poi vedo quelle situazioni che vi dicevo poco fa, di queste persone a cui viene dato un reddito di cittadinanza, magari anche una casa, e l'italiano dorme in macchina, dorme sotto i ponti, io penso che tanti che ci stanno ascoltando vedano questa situazione, no? Qualcuno poi si lamenta, dice ma quello lì sta chiedendo l'elemosina. Beh, qualcuno che era seduto prima qui, ma dico come parlamentare prima, hanno deciso che la mendicità non è più un reato. Quindi insomma, prima di puntare il dito pensiamo al legislatore che non garantisce, secondo me, in questo momento a livello romano, non a livello locale. Noi con il governatore Federica abbiamo lavorato, continueremo a lavorare. Io auspico invece che ci sia un'attenzione maggiore per quanto riguarda la sicurezza e perché no, nella nostra regione che è ormai confine, no? Come dicevo l'altra volta, tutti sono localizzati a vedere quante barche, quanti barconi, quante gommoni arrivano nel mare Adriatico, nel mare sì, Mediterraneo Adriatico comunque, perché adesso sbarcano anche dalla Grecia, quindi sono focalizzati là, ma non sanno, non ricordano, non vogliono vedere che i nostri confini, quelli di Trieste, 90 km da Pordenone, hanno avuto in un anno un flusso di ingresso di 168% in più. Ecco, tanti hanno detto in campagna elettorale che l'immigrazione deve essere vista come un fattore di crescita e sviluppo e non come un pericolo. Lei condivide questa affermazione o pensa che comunque ci vorrebbero più controlli, ma per fare controlli ci vuole personale? È tutto un circolo. Allora, due discorsi completamente diversi, cioè il primo nella domanda, io le dico, se queste persone vengono in Italia, vengono prese, chi rimane, perché questi neanche ci vogliono rimanere in Italia, vogliono andare in Germania, vogliono andare da altri paesi, e vengono presi e vengono messi a tagliare l'erba, vengono a pulire i fossi, vengono presi, c'era la buonanima di un grande amico che veniva in questi teleschermi, che aveva fatto un progetto, il nostro caro Grizzo, vice sindaco di allora, aveva dei progetti importanti con queste persone, no? Allora si prendeva, si faceva, venivano utilizzati per fare i lavori socialmente utili, allora posso anche capire che questo può essere sviluppo,
Però se sviluppo significa andarli a prendere, perché ormai siamo costretti ad andarli a prendere, se no qualcuno all'opposizione grida contro il povero ministro dell'interno che di tutto possiamo dire, ma come capacità tecniche di polizia ne ha da insegnare a tutti, quindi non credo non deve essere l'opposizione andare a dire al ministro come si fanno queste cose, a questo ministro dell'interno come si fanno determinate cose, quindi diventa difficile rispondere alla seconda domanda, perché se le persone nei nostri punti di sbarco, i colleghi che stanno lavorando lì sono 1/10 di quello che dovrebbero essere, quindi non andiamo da nessuna parte. Io auspico che il Presidente della Regione, il Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga, abbia anche almeno lui chiarezza che nei nostri confini, proprio Trieste, casa sua, l'aumento è del 168% in un anno, mentre al sud Italia è il 54-55%. Questi sono dati Frontex, non dati che do io dal Ministero dell'Interno. E Frontex, sappiate che essendo europea dà sempre meno dati, meno precisi, no, li dà precisi ma li dà minori di quello che è la realtà. Torneremo sicuramente sui temi, grazie Raffaele Padrone. Si potrebbe, ecco, questo chiedo a Fedriga, di pensare a un arruolamento speciale, siamo una regione a statuto speciale, che fu fatto nell'82, nell'84, un arruolamento per forze dell'ordine, polizia, carabinieri, solo per persone che sono nel Friuli Venezia Giulia o che comunque una volta arruolati vogliono rimanere in Friuli Venezia Giulia. Si fece nell'82, nell'84 si fece un arruolamento di 2000 unità, 2000 unità darebbero a 4 questure, darebbero veramente una boccata di ossigeno. Pensateci politici, sarebbe da investire dei soldi, chiedere delle autorizzazioni, ma investire dei soldi e avremo 2000 persone sulle strade. Grazie Raffaele Padrone. Grazie a voi. Adesso piccola pausa pubblicitaria, l'informazione di Telepordenone ritorna tra pochissimo, grazie.